Avete presente le enormi coltivazioni di mais che si vedono nei film americani? Sapete come si realizzano? Ovviamente non posso raccontarvi come funziona in America, dove magari hanno trattori giganti e super tecnologici, ma posso dirvi come funziona qui da noi, in un piccolo paese in provincia di Verona. Se non sento, non si sente. Cosa c'è ogni volta? Ma perché non si sente da sopra il trattore? Questi sono 50.000 semi e i sacchi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi in totale 500.000 semi. Adesso dobbiamo tirar fuori la seminatrice. Guardate, qui sopra c'è addirittura il bob che usiamo durante l'inverno. Tanto l'ho messo sull'app. Allora adesso la tiriamo fuori e poi la prepariamo per il giorno della semina. Seminatrice agganciata, adesso la portiamo vicino all'officina per ingrassarla e vedere insomma se funziona correttamente. Dopo averla ingrassata adesso controlliamo la pressione delle ruote, perché da un anno all'altro tendono a sgonfiarsi un po'. A quanto lo metti? Ok, adesso proviamo a farla andare un attimino per controllare che vada tutto bene. Se c'è del mais vecchio dentro. La seminatrice è pronta, ma prima di seminare il campo dobbiamo spargere il concime ed erpicarlo. Ok ragazzi, allora adesso dobbiamo preparare il terreno alla semina e quindi per prima cosa il padre passerà con lo span di concime e successivamente dovremo prendere l'Antares e andare a erpicare tutto il campo. In totale per concimare tutto il campo abbiamo utilizzato 3 sacconi da 750 kg di concime ciascuno. Allora il padre è andato con lo span di concime, io adesso invece prenderò il Sam Antares 110 e inizierò a lavorare il campo con l'erpice rotante. Alziamo, si parte. Devo stare un po' attento perché è bello largo l'erpice. Ok. Prima mettete la normale. Motrici. Cosa? Bisogna attaccare. L'ho acceso. Non ti attaccare niente. Ah, che l'avevo acceso. Cosa c'è adesso? Nel campo attaccato. Ma di fatti, e cosa c'è? Io solo chiesto cosa c'è. Guardate che bello pianeggiante che diventa il terreno una volta che si passa. Sforza un po' troppo. Sì, sforza troppo. Ancora? Sì, dai. Oh. Ma non è che è meglio che vado in terza invece che quarta? No, la ben stesso con la terra qui. Cosa c'è? Ma se non sento, non si sente. Hai capito che non si sente? Allora fermati, ti faccio sentire ben giù di lì che ti fa sentire. Com'è lei il problema? Far sentire il motore se le resisti va bene. Sì, ma che ho accelerato adesso. Se il tuo acceleratore ti sente se reagisci, allora vuol dire che il motore va bene e non le mie devo sforzare tanto, capisci? Potrei spiegarti cosa c'è ogni volta cosa Ma c'è. perché non si sente da sopra il trattore, hai capito? Allora ti chiedo cosa c'è. Non c'è il freno. Allora te che mi a dirmi cosa c'è, che ti fermi e ti ascolta. Vabbè, niente, non ti chiedo niente, faccio finta di niente, vabbè. Senti. Sente il motore che reagisce. Cosa hai fatto di diverso? Cioè era già così? Io quando ho accelerato e decelerato, sente il motore se reagisce. Sì, ma allora non c'era niente da cambiare, era solo da sentire.
Il lavoro successivamente è proseguito senza particolari problemi. Dopo un'oretta circa però lo zio è venuto a darmi il cambio perché io avevo un altro compito molto importante da svolgere. Allora mentre lo zio va avanti a erpicare noi dobbiamo passare invece a raccogliere i sassi più grandi che ci sono in questo campo qua. Urca che faticaccia, ogni anno possiamo raccoglierli e ogni anno ce ne sono. Guardate le strisce lasciate dal trattore nel terreno per il peso dei sassi che ha sopra. Ok, pala piena, adesso si va a vuotare. È uscito pure il sole potente, che caldo che c'è adesso. È che ho la felpa e si stava bene questa mattina, però adesso che è uscito il sole c'è veramente caldissimo. Più che altro caricare sassi sulla pala. Allora abbiamo quasi finito e adesso c'è un altro problema, però abbiamo fatto un ferro che viene su dal campo. Oh, Aisa, proprio da più. Vediamo se riusciamo. Aisa! Via. Come mai non viene? Ora giù un po', ora giù. Aisa, avanti, vai. Oh, non andare indietro via. Ecco perché non veniva via. Guardate che massa che c'era lì sotto, per forza non veniva sul ferro. Cioè era gigante, guardate che roba. Non me l'aspettavo di trovarla. Guarda qua. Guarda, dietro. È la rotta. Ha perfino rotto una parte della catena. Dove lo carichi adesso? Non c'è spazio. Devi ritornare qua. Ecco. Ok. Piastra caricata. Lavoro completato. Questa è la terza e ultima palata. Caricati e scaricati tutti quanti i sassi. Qui siamo nel campo dove stiamo realizzando il progetto segreto. Dove una parte del progetto sapete già che è una piscina. Se vi siete persi il video lo trovate sul canale. E adesso andiamo avanti con i lavori. Il padre ha preparato la seminatrice attaccata al frutteto 85. Ma prima mi sono arrivati un po' di pacchi. Apriamoli subito. Cappellini, anche un berretto invernale, la maglietta. Questa invece è una tuta di Stral Agrimec, che ringrazio non solo perché mi ha inviato tutte queste cose, ma anche perché sponsorizza questo video e tutti quelli legati alla coltivazione del mais. Non so se lo sapete, ma Stral Agrimec è un'azienda produttrice di essiccatoi da più di 50 anni. Anche il nostro è stato prodotto da loro, anche se ormai è abbastanza datato. Quelli che realizzano adesso invece sono molto più potenti e tecnologici. Ne abbiamo visto uno anche in fiera ad EIMA a Bologna, e se volete andare a vederli anche voi vi lascio il link del loro sito web in descrizione a questo video. Va bene, dai, adesso andiamo avanti con la lavorazione. È arrivato il giorno della semina. Qui dentro ci andranno i semi. Facciamo così, invece che 500.000 499.999, perché questo lo seminerò nell'orto. Vediamo se viene sulla pianta. Questi li porto nel campo con l'app per fare il riempimento una volta che finisce tutti quelli che ha caricato adesso. Qui sopra invece andrà messa una cosa apposta per evitare che gli insetti mangino il seme appena germogliato. Guardate, il frutteto è pronto alla lavorazione e dopo quest'anno proverò a seminare anche io. È uno dei lavori un po' più impegnativi secondo il padre, dove bisogna stare molto attenti, non bisogna sbagliare fila. Questo è il campo che abbiamo finito di erpicare totalmente ieri e adesso il padre sta arrivando. Guardate che bello pianeggiante che è diventato. Fai prima intorno. Adesso si deve posizionare bene fino al bordo del campo. Una volta che è seminato il mais. Sta accendendo la presa di forza, fa girare il cardano. Ok, seminatrice accesa. Questa ruota qua serve per delineare dove è già passato e in pratica ci passa sopra con la ruota al ritorno. Devi far girare la ruota finché vengono fuori i semi. In pratica avete
sono i semi che scendono da dove li abbiamo messi dentro e man mano che gira la ruota vengono fatti scendere e sotterrati all'interno del terreno. Guardate che agitato che è durante la semina del mais. Eccolo qua, Ok, abbiamo controllato che effettivamente ci siano i semi sottoterra e adesso penso riparta e stavolta continua. Per prima cosa farà un giro intorno a tutto il campo e successivamente invece inizierà a seminare all'interno. Il tempo però non è dei migliori e speriamo non inizi a piovere. Controlliamo il meteo. Allora forse c'è un problemino. Forse potrebbe fare qualche goccia questa mattina. Speriamo di no perché altrimenti dobbiamo interrompere la semina. O cioè in realtà non lo so, forse va avanti lo stesso il padre sotto l'acqua. Poi come vi dicevo proverò anch'io a fare un'andata e ritorno con la seminatrice, almeno da provare quest'anno. È la mia prima volta. Mi sbagliavo, sono 3 i giri da fare intorno al campo e solo successivamente inizierà a lavorarlo nell'altro senso come vi dicevo prima. Allora avrebbe già dovuto finirli, però se si ferma ogni secondo il padre per controllare che vada tutto bene ci sta, perché la semina non è come tutti gli altri lavori che magari puoi passare e se sbagli poi ripassi sopra senza problemi. Ok ragazzi, finalmente ha finito di fare tutti quanti i giri intorno al campo. In pratica come avete visto adesso ha tirato giù entrambe le ruotine laterali. Quella che sta dalla parte esterna resta rialzata un pochettino perché non serve che segni il terreno, invece viene abbassata quella dalla parte interna in modo che quando torna indietro passa con la ruota davanti del trattore lungo questa linea qui, vedete, per tenere il segno e seminare correttamente tutte le file del mais. Se ci fosse il GPS sarebbe più semplice la cosa, però vabbè dai, ci accontentiamo. Allora adesso il padre sta facendo un'altra andata e ritorno e successivamente proverò io. Ok, sta tornando. È la prima volta che provo a seminare. Speriamo di non far casini. Sì, in secondo. Ma è semplice sto lavoro, devo solo seguire la riga, guardate. È il padre che si agita troppo, dai, su. Alto. Vai indietro su quella carreggiata lì. Oh dai, ho fatto una fila di mais seminata potente. Ok dai, ho capito più o meno come si semina. Potrei finirlo anche io sto campo qua. Puoi fare te? Ok ragazzi, ho provato per la prima volta a seminare il mais. Devo dire che è stata una bella esperienza, anche abbastanza semplice, la pensavo molto più complessa. L'importante è andare sempre dritti e seguire bene con la ruota del trattore la linea che si è tracciato. E poi per il resto secondo me è il padre che si agita un po' troppo, che continua a controllare i semi eccetera eccetera. Questa seminatrice qui ha un sistema di sicurezza basato su un campanellino e nel caso in cui appunto i semi si fermassero, ci fosse qualche problema, inizia a suonare din 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 e allora si capisce insomma che bisogna fermarsi e controllare qual è il problema. Magari le nuove tecnologie potrebbero essere d'aiuto. Ok, allora adesso il padre mi ha incaricato di andare a prendere l'ape con i semi rimanenti per poter ricaricarla, dato che stanno per finire all'interno della seminatrice. Ragazzi, non ci credo, ma forse neanche voi ci crederete. Ho finito la benzina. Era in riserva. Ok, ho detto vabbè, devo fare tipo 50 metri, salire da lì dove sono partito, arrivare sopra questa salita qua per portare i semi al padre. È fermata anche proprio in mezzo alla strada qua.
quindi ho dovuto spingerla a mano per portarla lì dentro. Adesso devo andare a prendere la miscela e fargliene un pochettino. Dai, corriamo che dopo gli devo portare i semi. Speriamo che ci sia della miscela. Già fatta, mi tocca fare anche quella, se no disastro. Ah, questa è benzina, no? Miscela. Ok, è piena. Questa potevo fargliela prima. Tocca andare là con la tanica che pesa un casino. Guarda te, per fare 50 metri cosa mi tocca fare. Ok, miscela fatta, adesso possiamo tornare al campo. È ancora in riserva ma dovrebbe reggere. Ok ragazzi, missione compiuta, sono riuscito a portare l'ape. Dopo aver riempito completamente la seminatrice, il padre ha ripreso il lavoro. Ha continuato a seminare per tutta la mattinata, finché non ha finito il campo. Il meteo per fortuna ci ha dato una mano. Siamo riusciti a concludere la semina senza vedere una goccia di pioggia. Ma non ci siamo dimenticati forse di una cosa? Il seme che avevo preso stamattina ce l'ho ancora in tasca. Eccolo qui. Adesso seminiamolo nell'orto e vediamo se crescerà.